Buongiorno a tutti. Oggi guarderemo una partita che è stata giocata recentemente in un torneo internazionale che si sta svolgendo a Barcellona. I protagonisti sono due fortissimi giocatori. Il bianco è un giocatore indiano con 2500 punti elo. Il nero è il fortissimo grande maestro brasiliano Alexander Fier, un giocatore, un teorico, un creativo, un attaccante che mette in atto per vincere, che otterrà in apertura tratterà l'apertura meglio che il suo avversario, guadagnerà un pedone, perché anche lui, pur essendo aggressivo, anche lui crede nel materiale, come me, come noi spero, ma poi per vincere la partita, quando l'avversario giocherà un sacrificio di qualità per creare un attacco fortissimo nell'ala di re, ecco che Fier giocherà una migrazione del re nell'altra ala con il metodo di Petrosian, con il metodo dell'ex campione del mondo Petrosian, ma qualche decennio più tardi. Guardiamo dunque la partita e divertiamoci nel vedere la creatività di questi due grandissimi giocatori. Il bianco gioca di 4, il nero gioca di 5, C4 e 6, cavallo C3, C6, l'apertura triangolo, dopo E3, cavallo F6, cavallo F3, si entra nella semislava, nei sistemi di Merano. Il nero gioca cavallo BD7 e ora la variante di Merano pura è con alfiere D3. Il bianco non gioca alfiere D3, gioca alfiere E2, che è un sistema antimerano, che è una mossa che va di moda soprattutto recentemente, che prima quasi non si giocava. Ovviamente sarebbe strano mettere l'alfiere in E2 se poi si vuole mettere in D3, perché non si può perdere, cioè si può, però non è conveniente perdere tempi in apertura, ma questo è ciò che accadrà. Il nero gioca alfiere D6, l'alfiere in D6 è più attivo che in E7, in E7 starebbe peggio. Ora il nero continua con. Ora il bianco continua con Arrocco, anche il nero arrocca. E visto che questo alfiere non può uscire, il bianco gioca B3 per svilupparlo in fianchetto così fa il nero. È vero che l'alfiere è bloccato, però un giorno si potrà aprire ed è ciò che accadrà in partita. Alfiere B2, alfiere B7. Ecco, ora il bianco gioca alfiere D3, che è una mossa che mi lascia alquanto dubbioso, no? Perché non metterlo in D3 subito, no? Ok, il nero gioca torre 8, ma il nero potrebbe preparare varie spinte centrali, magari C5, magari E5, magari catturare in C4 e poi giocare una delle due spinte. Il bianco gioca torre E1, nero gioca H6, ok, il nero dice di no a eventuali matti del corridoio, che saranno così meno probabili. Torre C1, mettere una torre in una colonna che si potrà aprire non è mai male. Ecco, il nero alla fine decide di giocare D per C4, D per C4 e C5 in modo da aprire il proprio alfiere. Una delle idee del nero sarà giocare C per D4, creando, per esempio, se il bianco non fa nulla, ok, ecco, una mossa orribile, ma solo per dare un'idea, è possibile giocare C per D e per D, è possibile, non è obbligatorio, poi il nero potrà giocare contro i cosiddetti pedoni sospesi, sono una struttura molto sbilanciata, avere questi pedoni è sia una forza sia una debolezza, questi pedoni controllano molte case, ma sono deboli. Poi nel finale possono diventare degli obiettivi d'attacco. Abbiamo già visto molte volte come una struttura superiore si può sfruttare fino a ottenere la vittoria. Ecco qui. E quindi il bianco per evitare. Ah, ancora peggio sarebbe. Guarda, questo mi farebbe male al cuore. Vedere D per C5 sarebbe pessima perché il nero cattura in C5 e questa struttura è una partita Blitz che giocai, che è stata pubblicata qualche video qualche giorno fa. E per esempio mostra questa struttura, uno dei vari esempi, ma ce ne sono centinaia dove la struttura del nero offre un gioco molto migliore, il pedone in C4 è debole, e anche il pedone in A2 è debole, sono pedoni isolati, mentre il nero è una struttura collegata, quindi questa mossa è improponibile, ma secondo me la cosa migliore per il bianco era lasciarsi creare i pedoni sospesi, il bianco spinto in D5 che è un sacrificio e poi il nero prende
E qua sappiamo che un pedone è un pedone e Alexander Thier cattura in D5 con un pedone di vantaggio. Bianco gioca alfiere B5, creando una minaccia contro i due alfieri, e Fier gioca la mossa più umana che è alfiere per F3. Secondo i computer, che appunto sono dei mostri, i computer giocano a un altro gioco, la mossa più forte la mossa più forte sarebbe stata a 6, qualcosa che io non avrei mai visto, che non sarei mai stato in grado di giocare. Adesso donna per D5, cavallo F6, ma né io né Fiera a quanto pare, no? Cavallo F6, attaccando la donna bianca. E ora sembra una sciocchezza, sembra che il nero perda un pezzo, ma su alfiere per F6 il nero non ricattura, il nero cattura in H2 con scoperta. E su re per H2, donna per D5, il nero alla fine ha un grande vantaggio di materiale. Su donna C6, A per B5, donna per B5, qua secondo il computer il nero sta molto meglio, il nero ha un chiaro vantaggio, una maggioranza di pedoni, un pedone passato sulla colonna C che dovrebbe garantirgli le migliori possibilità. Ovviamente questa variante non ha nulla di umano, non è facile sia prenderla in considerazione, sia avere a sé a livello di candidate, sia valutarla correttamente, sia giocarle, quindi il nero ha giocato la mossa che avrei fatto io, che avrebbero fatto la maggior parte dei giocatori, che è catturare in F3 e rimanere appunto con un pedone in più. A 6, alfiere C4, il bianco deve provare a tenere l'alfiere, donna E7 per difendere F7, torre di 1, cavallo I5, bianco cattura, no, il bianco gioca donna G3, ora sarebbe bello catturare in C4, ma ops, matto, sarebbe una tragica conclusione, no? Uno sta meglio tutto il tempo e poi perde per un trucco, però donna F8, proteggendo un G7, preparando attacchi di scoperta. Bianco cattura in E5, fiere per, e ora il nero ha un F4 perché se si spostasse la donna potrebbero seguire mosse come B5 e C4 spingendo, no? Proprio i pedoni. Il bianco qua giocò F4, il nero giocò alfiere F6. A questo punto bianco giocò a 4, perché giocò a 4 per cercare di tenere a bada il 3 contro 1, no? A 4 cerca di evitare questa spinta. A questo punto Fier gioca torre a 7, mossa forte, magari vuole raddoppiare, catturare e fare pressione su E3 che è un pedone arretrato. Torre B1, torre B8 per preparare possibili spinte in B5. Alfiere F1, donna E8, facendo pressione su A4 e su E3. Torre D6 che ha una minaccia molto subdola, che è non solo torre per B6 ma anche torre per F6 perché il pedone G sarebbe inchiodato. Re H8 schiodandosi. Bianco cattura in B6. Il bianco ristabilisce la parità di materiale, ma il nero gioca torre E7. Minaccia ora il pedone in E3 e il pedone in A4 sono sotto attacco. Però la posizione bianca è cattiva. Cioè il bianco sta peggio, forse il bianco doveva tornare... Perché se il bianco cattura in A6, non so come, il nero prende in E3, il bianco se la passa male perché ora è il nero che ha un attacco decisivo. Il bianco va da qualche parte, non so, scacco o alfiere di 4 creando una potentissima batteria, minacciando matto, scacco doppio con matto, scacchi di scoperta, la posizione è completamente, altri scacchi di scoperta è completamente vinta per il nero, se il re si sposta è comunque matto, se il re va in H1 ci sarà matto del corridoio. Quindi probabilmente il bianco avrebbe dovuto giocare torre B3 difendendo E3, il nero cattura in A4, il nero sta meglio, però la partita è ancora lunga, ci sono molte chance di difese, ma come spesso accade il bianco gioca il tutto e per tutto e non è un'idea shock, il bianco gioca torre per F6, G per F6, donna H4 e improvvisamente c'è un attacco contro il re nero, si vuole attaccare il re, mettere qua l'alfiere, cosa fa il nero qua? Se il nero prova a difendere i suoi pedoni è peggio, il bianco porta l'alfiere in gioco e continua l'attacco. Se il re va via questo sarebbe un disastro. Su re G7, donna G4, scacco, re F8, donna H5, attaccando H6. Su re G7 seguirebbe minimo una ripetizione, quindi sembra che la strategia del bianco sia stata fruttuosa. Cosa fare qua con il nero? Nero, qua, con forza e coraggio, ignora la minaccia su H6 e intraprende la marcia del re di Petroshan.
Nell'area di re, il re nero sarà per sempre un bersaglio, quindi è il momento di scappare sull'ala di donna. Torre per E3, catturando un pedone e lasciando spazio al re nero. Donna per H6, re E7, punto esclamativo. Donna H5, attaccando il pedone. Ora re D6 e il bianco non ha sufficiente forza d'attacco in questo settore della scacchiera. In caso di alfiere per A6 seguirebbe torre E1 scacco e su re F2 donna E3 matto. In caso di alfiere F1 donna E3 scacco con contrattacco da matto. Il bianco, il nero ha anche materiale in più. La qualità in più è il pedone passato C che può usare per vincere tutti i finali. Donna di uno scacco re C6, ora il bianco ha giocato donna D2 per provare a entrare qui e il nero gioca torre A3. Il cambio delle donne darebbe probabilmente al nero un vantaggio decisivo. Quindi, perché il finale sarebbe vinto, molto probabilmente. Bianco giocò donna A5 per creare controminacce, ma ora arriva un fulmine, cioè sereno. Ok, questo re è al sicuro. Non ci sono scacchi di donna. Importante che no, cioè c'è scacco in B5 ma è in presa. Cioè c'è solo scacco in A6 o in B5 che è controllata. Cosa il nero diede scacco? H1, ecco ora può sembrare che il nero debba continuare con donna F2, ma ora seguirebbe donna per A6, il bianco avrebbe minimo il perpetuo, il bianco è riuscito a riorganizzarsi per attaccare il re nero sulla di donna, ma in questa posizione, mentre il bianco si è riorganizzato, ha catturato H6, è tornato indietro con la donna per provare ad attaccare, arriva una mossa fenomenale che finisce la partita e la conclude in bellezza. La mossa che difende e contrattacca, usa il matto del corridoio, donna e due punti esclamativi. La donna chiude l'alfiere, la donna difende a 6, in caso di donna per A6 possiamo catturare, e c'è la minaccia contro l'alfiere e la minaccia di matto. Però noi minacciamo di prendere l'alfiere, su alfiere per E2, torre A1, poi matto del corridoio. Bianco può interporre i pezzi ma perde. Su re G1, torre A1, seguita dal matto catturando l'alfiere e gli scacchi in B5 non servono, così come gli scacchi in A6. La partita spettacolare, il bianco dopo donna E2 abbandonò. Una partita bellissima e secondo me è molto bello che nel momento critico questa posizione. E innanzitutto molto bello che il nero ha preso il pedone e il nero ha creduto nel materiale. Un'altra cosa molto carina, come il bianco sacrifica per un attacco di breve termine che è destinato a fallire, quindi qua sembra che sia un attacco ma il re scappa e mentre i pezzi bianchi si riorganizzano il nero crea a sua volta l'attacco decisivo. Quindi una bellissima migrazione del re in stile ipermoderno da parte di Alexander Fier. Spero che la partita vi sia piaciuta, a presto, grazie mille. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!